Certo è che questa cara Gran Bretagna, Regno Unito, chiamatela come volete, già nel 1975 spingeva per insomma avere delle garanzie migliori rispetto agli altri paesi, aveva fatto un referendum per l'adesione al mercato unico e in quel caso vinsero i sì con il 64%. Morosin, questi se ne vogliono stare per conto loro, già è un'isola, e allora è chiaro, no? Ma quando c'è la nebbia sulla manica gli inglesi dicono l'Europa è isolata, questo per dire qual è la grande autostima che ha questo popolo, questo territorio per la propria storia. Io partirei proprio dalla considerazione che ha già fatto chi mi ha preceduto, qui è un atto di democrazia, non dobbiamo avere timore quando vi è una chiamata del popolo ad esprimersi su un tema così importante. Io so che ai burocrati europei e a una certa politica europea fa paura che vi sia una realtà importante, forte come quella britannica, che si interroga sulla permanenza o meno dell'Europa. In realtà dovremmo interrogarci sul perché la Gran Bretagna sta facendo decidere ai propri cittadini di andarsene. Allora, 2 o 3 battute. La prima, come è nata l'Europa? L'Europa è nata purtroppo dall'alto, non dal basso, quindi per via diplomatica e burocratica, non democratica, quindi non dal basso. E questo è un primo dato di partenza. Poi, se vogliamo considerare, per esempio, l'Italia non ha mai votato a un referendum in cui si diceva si doveva decidere per aderire all'Unione Europea. Hanno detto quella è la data, amici, esattamente. siete Quindi atterrati. voglio dire, già siamo partiti col passo falso. Poi, se vogliamo, gli inglesi, nella loro prudenza, hanno anche scelto di non aderire all'euro, quindi oggi si parla proprio non dell'uscita dall'euro perché non ci sono mai entrati, ma dell'uscita dall'ordinamento diciamo europeo, che non è un ordinamento statuale, che non è partito nel modo che i cittadini si aspettavano. Anche noi, per esempio, in Italia, ma soprattutto il Veneto, riteniamo che questa Europa non sia il massimo che potevamo aspettarci, anzi è in qualche modo la riedizione di quella realtà burocratica che hanno gli stati risorgimentali, Italia in primis, che è sempre più distaccata, sempre più lontana da quelle che sono le aspettative, i desiderata dei cittadini. Quindi un'Europa sulla quale effettivamente è giusto che noi oggi ci interroghiamo se debba continuare così come la conosciamo o debba migliorare, o se debba rifondarsi. Oppure se proprio insomma è giusto tagliare la corda. Ma mi ero dimenticata, caro avvocato Morosini, 3.541 euro arrivati alla trattoria Don Ciccio di Bagheria, specialità pesto con i finocchi. Allora, dove vanno a finire i nostri soldi, Morosini? La sensazione è che qui chi è più furbo si porta a casa dei soldini raccontando delle sonore favole a chi insomma finanzia questi progetti. Ma io credo che a proposito di finanziamenti sia da dire anche che molta responsabilità è delle regioni, perché sappiamo che per lo più i finanziamenti europei sono gestiti da strutture regionali. Per quanto riguarda il Veneto, io conosco una figura autorevole e apicale che è Gianangelo Bellati, direttore Unioncamere del Veneto, il quale opera a livello europeo presentando costantemente progetti che mi risultano tra i più apprezzati e spesso accolti appunto dall'Unione Europea. Il problema però, se vogliamo affrontarlo con serietà, quello che turba gli inglesi è che l'Europa politica non sa assumere decisioni politiche. Abbiamo la moneta, ecco sì, c'è una moneta che per gli inglesi appunto mica solo per gli inglesi è sconosciuta, che per gli inglesi è sconosciuta, ma anche a considerare chi ha aderito, gli stati che hanno aderito alla moneta unica, all'euro, e doveva essere accompagnato in tempi brevi, perché ormai sono 15 anni che abbiamo l'euro, anche una per esempio realtà deliberante del Parlamento molto più incisiva, molto più penetrante. Così come sul piano della giustizia, della sicurezza, della politica estera. Io credo che la Mogherini oggi, ma la Ashton prima, non siano mai state all'altezza di rispondere alle aspettative che noi avevamo per le emergenze che abbiamo subito, perché abbiamo visto la crisi libica, poi altre realtà che nel tempo sono succedute, prima ancora quelle slave, mai adeguatamente affrontate con uno spirito unitario europeo. La realtà è che poi
accanto alla moneta, a mio parere sarebbe stata decisiva, o meglio non solo a mio parere, a parere di esperti economisti, anzi il primo fu Modigliani, forse il professore può dare atto, a mettere avanti dubbi sull'opportunità di creare una moneta prima ancora di avere uno Stato. Per esempio di avere una fiscalità, lo accennava prima la Magari Dico, una tassazione una unica, fiscalità unica unica. IVA, unica IVA. In Germania le aziende che concorrono, in Baviera che concorrono con le aziende venete, hanno una fiscalità che non supera il 40, complessiva, la total tax rate, che non supera il 42,5%, noi siamo al 68,5%, cioè che Europa è questa, voglio dire, dobbiamo interrogarci su queste ragioni. E tornando alla Gran Bretagna, quindi visto che si parla di Brexit, cioè di uscita della Gran Bretagna, io non mi scandalizzo, anzi lo trovo, essendo positivo nelle mie valutazioni sempre, ispirato alla volontà di vedere il meglio, ritengo che sia uno scossone quanto mai opportuno, vorrei dire necessario in un momento in cui l'Europa appare incerta rispetto alle grandi evoluzioni mondiali, alla competizione mondiale. Il continente europeo è indietro rispetto agli Stati Uniti d'America, è indietro rispetto alla Cina e anche rispetto ad altre realtà. Bisogna che questa Europa si ripensi, cioè abbia la capacità di interpretare dal basso democraticamente quelle che sono le aspirazioni dei cittadini. Quindi ben venga la scelta democratica, libera, che si assumerà il 23 giugno in Gran Bretagna di rimanere o di uscire dall'euro, perché, ripeto, in fondo ricordiamoci, quella terra è la terra della Magna Carta Libertatum, dove si è abituati a far decidere il popolo. Sì, da noi invece, e concludo anche con col ballo ci siamo un po' fermati, adesso non vorrei dire allora sì, ma noi in Italia abbiamo un vallo più per noi, invece con la riforma di Renzi abbiamo la volontà di dare all'accentramento, di privare i cittadini addirittura di adesso io vado in pubblicità, adesso io vado in È anche vero, scusi, dei dati. Allora, la Corte dei Conti ha detto nel 2014 e nel 2013 insomma, l'Italia ha ricevuto con un saldo negativo circa 5 miliardi e mezzo di euro. E a proposito della Gran Bretagna, sì, è vero che ci rimette, ma insomma, grazie alla correzione britannica, dal 2008 al 2014 gli italiani hanno versato 6,7 miliardi di euro, cioè perché rimanga la cara Gran Bretagna in Europa, gli italiani hanno speso questi soldi, che non sono noccioline, caro avvocato Morosin, perché sono furbi questi inglesi, la correzione britannica. Guardi, io condivido un'osservazione di chi mi ha preceduto, che probabilmente dobbiamo avere il coraggio di fare un'attenta analisi di quello che è accaduto fino ad oggi, ma uno sforzo ulteriore per vedere che cosa si può fare da oggi in avanti, cioè se l'Europa ha ancora senso. Io credo che sia la scelta liquidatoria fuori dall'Europa sia una scelta che vada meditata, non può essere una scelta così, però fa bene che ci sia sto referendum in Gran Bretagna, io la penso così, perché è un esercizio di democrazia, dalla quale tutti dovremmo imparare e se la Gran Bretagna rimarrà dentro probabilmente avremo modo di pensare con maggior responsabilità alle prossime scelte dell'ordinamento dell'Unione Europea. Se la Gran Bretagna se ne va, siamo costretti di necessità in Europa a ripensare. Ma sa vero che se ne va Morosini non sarà soltanto un modo per avere più soldi, anche perché il Trattato Unico Europeo all'articolo 50 prevede l'uscita di uno Stato membro. Certo. Però se si pensa alla Gran Bretagna si pensa ad un'uscita forse nel 2019, Guardi, se forse non sarà il classico referendum sull'acqua o dell'acqua santa, cioè, io non, non faccio la ruspico e quindi non so cosa accadrà il 23 a quest'ora possiamo fare un po' di previsioni. Il 23 di giugno, però sicuramente è un atto di democrazia che gli inglesi sanno esercitare. Dicevo, per esempio, riguardo al processo di autodeterminazione della Scozia, Londra, Cameron, il capo del governo, il premier inglese, ha trovato normale che gli scozzesi potessero votare nel 2014 per rimanere o uscire dalla Gran Bretagna. Noi invece, il governo Renzi nell'agosto dell'anno scorso, del 2014, chiedo scusa, ha scelto di non far votare, ha deciso che il Veneto non ha diritto di votare. Quindi viva la democrazia, viva la capacità di assumerci le nostre responsabilità col voto. Ecco, in questo senso io dico che dalla Gran Bretagna c'è molto da imparare. Però guardando in avanti, io sono convinto
che l'Europa, se è più democratica, se diventa veramente un'Europa, per esempio, con un Parlamento legiferante, un vero Parlamento, un Parlamento quindi che assume norme valide per tutti, presidente. se avremo un'integrazione europea anche sul piano della fiscalità, che per me è centrale, fondamentale, allora l'Europa ha un senso. Ma se l'Europa deve perpetuarsi, così come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, come realtà burocratica, come realtà quindi diplomatica e burocratica e non o poco democratica, io credo che è meglio che facciamo scelte. Il fatto che l'integrazione europea sia così difficile, così complessa, non deve impedirci di guardare a un futuro dell'Unione dove i protagonisti, come si dice spesso al Parlamento europeo, ma però poi non si osserva, sono le comunità, i popoli europei, non gli stati. Attenzione, se voi ascoltate i dibattiti dei consessi europei, del Consiglio come del Parlamento, si parla spesso dei popoli europei, non degli stati. È un processo di integrazione però difficile, perché vi sono 28 stati, 28 lingue, anzi vi sono più lingue, ma soprattutto non vi è una unità politica, questo è il punto. Però non confonderei neanche le difficoltà del processo di integrazione con l'omologazione, con il livellamento di quelli che sono anche i valori identitari, che sono un patrimonio, mantiene le sue tipicità, su questo siamo d'accordo. Che sono un patrimonio. Una nota finale però mi sia consentito. Io temevo, e credo che quella sia stata la prima prova del cedimento all'Europa, quando non è stata approvata la Convenzione europea, che era il testo del patto sociale europeo, la convenzione appunto, la Costituzione se vogliamo, ma si chiamava Convenzione europea. Vabbè, ma chi è che andava a cedere così tanta sovranità? No, ma si è rinunciato là al principio identitario, tra l'altro, è una cosa molto grave. E quindi in ogni caso bisogna tornare, per finire, a parlare di popoli europei, non di stati europei, questo è fondamentale. Alessio Morosini, aveva ragione il telespettatore Francesco Dalbignasico, ha detto che insomma nello stato piccolo, nel Veneto, per esempio, si starebbe meglio perché nella botte piccola c'è il vino buono. Invece ha detto Lanzavecchia, il professore, ha detto quando ti prendi il pacchetto di libero scambio delle merci, di tutto, ti prendi Schengen, ti prendi tante cose. Allora, collegarci alla battuta del telespettatore, io credo che abbia detto una cosa che corrisponde a una realtà che non può essere negata, ovvero che i migliori stati al mondo, quelli dove i cittadini vivono bene, sono gli stati tra i 5 e i 10 milioni di abitanti. Però non possiamo neanche così ignorare il fatto che ormai le competizioni sono tra continenti, il continente americano, gli Stati Uniti d'America, la Cina dall'altro lato, la Russia se vogliamo perché ha grandi materie prime, ma l'Europa a me andrebbe bene, potrebbe andare bene se fosse l'Europa dei popoli, ripensata, democratica, non un'Europa calata dall'alto e burocratica. A me ha un po' stupito il discorso che ha fatto il professore, peraltro ineccepibile per certi versi, perché dice vi piaccia o non vi piaccia, dopo i trattati di Maastricht con i quali è nata l'Unione Europea sostanzialmente, era inevitabile Schengen, quindi l'abbattimento delle barriere, e quindi il libero mercato porta questi squilibri che sono la conseguenza appunto di certe scelte. Ma io credo che non che abbia dimenticato certamente il professore, magari lo può integrare meglio dopo, che uno dei fattori di vera diseguaglianza che ha creato ragione di attrito e di difficoltà e di sostanzialmente di impedimento all'Europa di diventare quello che noi tutti volevamo, è il fatto della disuguaglianza fiscale. Non abbiamo la stessa disuguaglianza, noi come Veneto, se fossimo una realtà e diventeremo una repubblica indipendente e sovrana, in un contesto europeo come lo vogliono i catalani, il popolo catalano, quello veneto, quello basco, quello ma anche quelli attualmente che compongono il Belgio, che sono due realtà distinte, i valloni e i fiamminghi sono due realtà distinte, già di fatto si comportano come due realtà statuali distinte. Voglio dire, se i popoli europei con forti identità territoriali si trovassero uniti in un progetto europeo completamente nuovo, che non è quello di Prodi, viva Dio, che oggi si lamenta sulla stampa dicendo che non si può consentire che l'Europa sia un albergo dove si entra e si esce a piacimento. Ma come? E la democrazia che cos'è?
ripensiamo invece che cos'è l'Europa, come chiedeva un altro telespettatore prima, ripensiamo qual è l'Europa che vogliamo, e per così superare, per andare oltre quelle che sono le gravi disuguaglianze che ci sono all'interno dei vari territori europei, io penso che uno, non il solo, ma il principale elemento sia quello della discriminazione, della disuguaglianza dal punto di vista fiscale. Il Veneto indipendente in un'Europa dei popoli non avrebbe nessuna paura di competere con la Baviera e le altre migliori realtà europee, quindi viva un'Europa completamente diversa, un'Europa liberata, disancorata, disarticolata da questi stati che hanno riprodotto nell'Europa le peggiori realtà burocratiche del loro interno, e guardiamo al futuro con una progettualità completamente nuova. L'Europa dei popoli, stati, non l'Europa degli stati. Granducati, piccoli stati, Granducato. No, non faccio una sintesi che in questo caso contraddico. L'Europa dei popoli e non degli stati. Amorosi, a parte la battuta, allora, lui la vede in declino, noi cerchiamo di vederla un po' rosa. Indipendenza veneta e non si parla di altro. Indipendenza veneta è un miraggio, ragazzi. Chi abbiamo come rappresentanti a Roma? Abbiamo Zaia che è collegato con il potere romano. Gentilmente di tutti i veneti, perché io con i 5 Stelle ho un ottimo rapporto, e almeno fino ad oggi con i 5 Stelle abbiamo convenuto una cosa. Tutti i veneti non è vero. Non esprimerti a nome di tutti i veneti, ho detto, esprimerai a nome della tua rappresentanza politica, con la quale peraltro abbiamo un ottimo rapporto, proprio perché sul diritto di autodeterminazione, ovvero di voto, quello che ci insegna la Gran Bretagna ancora oggi, il 23, ma che ci ha insegnato nel 2014, quando ha detto che se la Scozia voleva votare sulla propria possibilità di uscire dalla Gran Bretagna era un diritto degli scozzesi di farlo, e noi invece il governo democratico di Renzi ci ha detto l'8 agosto 2014 che non è possibile, e questa è la realtà. Vuol dire che noi abbiamo meno democrazia, quindi noi siamo favorevoli a un'Europa dove si vota, a un'Europa dove si può anche avere l'autodeterminazione dei popoli, dove vi è libertà di manifestare il pensiero, dove vi è possibilità di scegliere, e se mi consentite un Veneto indipendente e sovrano con l'economia attuale, fra qualche anno ormai l'indipendenza non ci serve più. Io so che deluderò qualche telespettatore, ma la facciamo presto, fra qualche anno il Veneto non ha più nessuna possibilità di salvarsi, è parte del degrado italiano, non avrà più bisogno di alcuna iniziativa politica per l'autodeterminazione, perché saremo morti completamente. Mamma mia, oh ragazzi, 9 su 10 ragazzi che escono dall'università, a parte il professore giovane, se ne vanno all'estero, non perché c'è libero mercato, se ne vanno anche fuori dall'Europa, prevalentemente se ne vanno in Australia, in America, in altre parti del mondo, perché questa è la realtà. L'Europa è insufficiente, inadeguata, non esiste come ordinamento, e l'Italia è morente, è in crisi. Lo vede il mio collega che fa così, io mi batto perché si possa votare noi in Veneto sul diritto di autodeterminazione, come Cameron, che è favorevole a rimanere in Europa, ha fatto votare. Nel caso